Ben ritrovati all'Almanacco e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 17 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:06. La luna si leva alle 11:45 e cala alle 22:45. Oggi la Chiesa celebra Santa Beatrice. Il nome Beatrice deriva dal latino Beatrix e significa colei che rende felici o colei che dà beatitudine. Oggi, 17 agosto, è la giornata internazionale del gatto nero. Una ricorrenza nata per sfatare i pregiudizi medievali che associavano questi felini alla stregoneria. Se in passato venivano temuti perché i loro occhi brillanti spaventavano i cavalli di notte, oggi vogliamo ricordare che in molti paesi come l'Inghilterra e il Giappone il gatto nero è simbolo di prosperità e di fortuna. È un invito ad invertire il trend negativo delle adozioni. Un gatto nero in casa è solo puro amore ed eleganza. Compie oggi 49 anni Thierry Henry, leggenda del calcio mondiale e attuale allenatore. Campione del mondo ed Europa con la Francia, è stato simbolo dell'Arsenal e uno degli attaccanti più eleganti e prolifici della storia. Un mix perfetto di velocità, tecnica e classe che lo ha reso un'icona intramontabile dello sport. Festeggia 44 anni l'attore Mark Selling, noto al grande pubblico internazionale. In questa giornata che ha visto nascere giganti del cinema, le nuove generazioni di interpreti continuano a portare avanti il testimone della recitazione, tra serie TV di successo e nuove produzioni cinematografiche. Ed infine tanti auguri di buon compleanno ad Austin Butler, che oggi spegne 35 candeline. L'attore statunitense ha incantato il mondo con la sua interpretazione magistrale di Elvis Presley nel biopic di Baz Luhrmann, che gli è valsa un Golden Globe ed una candidatura all'Oscar. Austin rappresenta oggi un nuovo volto del grande cinema hollywoodiano, capace di unire fascino d'altri tempi e moderna intensità. Catania, 17 agosto 1126. Un boato di campane a festa sveglia la città nel cuore della notte. I catanesi, colti di sorpresa, si riversano in strada ancora in camicia da notte. Nasce così la tradizione del sacco, l'abito votivo bianco indossato ancora oggi dai devoti. Le spoglie di Sant'Agata, trafugate a Costantinopoli 86 anni prima, erano finalmente tornate a casa. L'incontro avvenne nel quartiere di Ognina prima del solenne ingresso in cattedrale. Sapete qual è l'uovo più grande mai esistito? Apparteneva all'uccello elefante, una specie del Madagascar estinta circa 1000 anni fa. Questi giganti pesavano 500 kg e deponevano uova lunghe oltre 35 cm, con un volume pari a circa 150 uova di gallina o 7 di struzzo. Un vero record della natura, le cellule singole più grandi che la Terra abbia mai conosciuto. Buongiorno e buon lunedì. Si riparte dopo il lungo fine settimana di Ferragosto. Scopriamo subito come si allineano i pianeti per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete. Il rientro alla routine potrebbe sembrarvi un po' faticoso stamattina, ma ritroverete la vostra solita grinta già nel pomeriggio. Puntate tutto sulla determinazione. Toro. Le stelle vi regalano un ottimo pragmatismo. È la giornata ideale per riorganizzare le vostre scadenze, fare ordine tra le carte o pianificare i prossimi impegni. Gemelli. Sarete particolarmente comunicativi e brillanti. Se dovete riallacciare i contatti con colleghi o clienti, fatelo oggi. La vostra parlantina sarà vincente. Cancro. Ottimo cielo per le questioni finanziarie. Se avete in mente un investimento per la casa o volete pianificare le prossime spese, la lucidità non vi mancherà. Leone. La luna brilla nel vostro cielo e vi restituisce tutta la scena. Siete magnetici, sicuri di voi e pronti a guidare con successo ogni situazione lavorativa o personale. Vergine. Questo lunedì vi consiglia di muovervi con prudenza. Prima di prendere una decisione importante, prendetevi il tempo di osservare bene cosa succede intorno a voi. Bilancia. La socialità e il lavoro di squadra sono i vostri assi nella manica. Condividere le vostre idee con gli altri vi porterà grandi consensi e ottimi spunti. Scorpione. Sarete messi alla prova sul fronte professionale o pratico, ma la grinta non vi manca affatto. Dimostrate il vostro valore con la solita e impeccabile precisione. Sagittario.
Una bellissima energia mentale vi spinge a guardare lontano. Ottimo momento per studiare qualcosa di nuovo, pianificare un viaggio o fare progetti a lungo termine. Capricorno. Questo lunedì vi vuole molto riflessivi e analitici. Affronterete ogni questione burocratica o finanziaria con il vostro tipico e imbattibile sangue freddo. Acquario. I riflettori oggi sono puntati sulle relazioni e sui confronti diretti. Cercate la via della diplomazia per trovare l'accordo perfetto con chi vi circonda. Pesci. Giornata super produttiva per quanto riguarda la gestione della routine quotidiana. Sarete veloci, organizzati e riuscirete a smaltire molte commissioni noiose. Buon inizio settimana a tutti. L'appuntamento con le stelle torna domani. Il 17 agosto del 1998 la storia politica americana visse un momento di rottura definitiva. Il presidente Bill Clinton, in una testimonianza registrata, ammise per la prima volta di aver avuto relazioni improprie con la saggista Monica Lewinsky. Quella sera, rivolgendosi alla nazione, riconobbe l'errore di aver mentito al popolo, dando inizio ad una crisi istituzionale senza precedenti. Siete indecisi se fare il primo passo o aspettare che sia l'altro a muoversi? In inglese questa tattica si chiama playing the waiting game, giocare d'attesa. È quella prudenza strategica che si utilizza quando si preferisce aspettare il momento perfetto o raccogliere più informazioni prima di agire. Tina Modotti è il matto del giorno, è stata una forza della natura. Nata in Italia, immigrata negli USA, è stata attrice di cinema muto, ma soprattutto una delle fotografe più rivoluzionarie del Novecento. La sua vita sembra un romanzo, compagna del fotografo Edward Weston, militante politica in Messico, agente segreto e attivista. Tina è riuscita a fondere arte e impegno civile in uno sguardo magnetico che ancora oggi parla delle sue fotografie. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, oggi parole di Mogol. Poeta non è solo colui che sa comunicare profonde emozioni, ma anche colui che è in grado di riceverle. Aprite il cuore quindi alle emozioni e andate incontro a nuove esperienze. Io vi aspetto sempre qui alla stessa ora sugli stessi schermi per una nuova puntata del nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.